Non ti inquieta, tipo non lo sai, ma quando passa in una polvere di stelle vedo te, testa nera, bella vicina, aspetta la tua radio per favore. stavano colori, tulli, 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 Non c'è sta nessuna luna rossa, oggi no, chi si risente? Now when to say, so much in them. Chi si risente? Ricordi e buona musica. Un programma di Carlo Loffredo. Gli anni 30 e 40 furono caratterizzati dalla moda musicale delle voci sottili, fissate nel registro acuto. Soprano e tenorini invasero l'etere con le loro note, forse un tantino a risentirle oggi, come dire, fastidiose, ma allora di gran moda. Ricorderemo Diana Durbin, Rudy Vallee, Dick Powell e lo stesso Bing Crosby, questi in America, poi Marica Rock in Germania, La Baquer, Lucien Boyer e Miss Tanguette in Francia. L'Italia non poteva essere da meno ed ebbe i suoi cantanti di grazia che dai microfoni dell'Air diffondevano le loro canzoni. Una di queste voci, una tra le più popolari negli anni 40, appartiene a Maria Iottini, ospite questa mattina di To, chi si risente. Ma per quei 2 o 3, forse, tra voi ascoltatori che non ricordassero questo nome, ecco, riascoltiamo Maria Iottini che ci saluta. Buonasera a tutti, anzi, buongiorno. Ho detto buonasera perché a Firenze siamo abituati a dire buonasera sempre e quindi chiedo scusa di questa prima papera. Dopo tanti anni sono stata invitata qui dal carissimo amico Loffredo e sono felicissima, ma molto felice di rincontrarmi con gli appassionati della musica leggera alla quale appartenevo negli anni 40. Primo disco di Maria Iottini, Gisella, a te la scelta. Il primo disco è Musica Maestro Prego con l'orchestra di Pippo Barzizza. Suona ancora, prego, suona ancora, così il cuore stordirò, son tanto sola, son triste e sola, no, non languide canzon, rectain, in swing, suona tu che puoi far dimenticare, stordire e non pensare, e se questo cuore d'amore piangerà, bevo e t'ascolto per non più soffrire, per non morire, perciò maestro suona ancora, prego suona ancora, così non soffrirò mai più, prego suona tu.
raccontarci. Che fece Maria Iottini quando lasciò l'Eiar? Trovai marito, fu un periodo triste della guerra, però ritornando nella serenità con tutte le cose appianate, la nostalgia della musica mi aveva ripreso, nonostante avessi promesso a mio marito di non riaffacciarmi al mondo dell'arte. E quindi... Ma io so che a un certo punto la tua voce, Maria, cambiò. Sì, perché piano piano incominciai a fare dei vocalizzi da sola, poi mi affidai a un'amica e quindi a un certo momento la restrizione di mio marito si allentò un pochino vedendo il mio entusiasmo, ascoltando che ogni volta facevo dei progressi. Mi permise di fare un'audizione al Teatro Comunale e nel 1952 ho debuttato come parte principale nella Scala di Seta di Rossini. La tua voce è di soprano? Sì, soprano e ultimamente anche di mezzo soprano, perché con l'età un pochino si è irrobustita anche. Dormir, mangiar e non pagar. Un posticino così giocondo non ce n'è uguale al mondo, che cuccagna mai sarà per me. Puoi sognare, amoreggiar, ti puoi sposare e divorziare, là nel bazar di Zanzibar. Ho cercato, ho sognato, sempre in vano ognor, un posticino per goder la gioia ed il piacere. Fortunata sono stata nel trovare al fin un paradiso che per me uguale in ver non c'è. Nel bazar di Zanzibar chi vuole andar vi può trovare le novità, le rarità. Nel bazar di Zanzibar si può cantar, si può ballar, dormir, mangiar e non pagar. Un posticino così giocondo non ce n'è uguale al mondo, che cuccagna mai sarà per me. Puoi sognare, amoreggiare, ti puoi sposare e divorziare, là nel bazar di Zanzibar. Così giocondo non ce n'è uguale al mondo, che cuccagna mai sarà per me. Puoi sognare, amoreggiare, ti puoi sposare e divorziare, là nel bazar di Zanzibar. Quindi la storia di Maria Iottini, come vedete, è interessantissima. Sono certo che chissà quanti ascoltatori che ricordavano Maria Iottini, la cantante dalla vocetta leggera, non sapevano che Maria Iottini era entrata nel campo della musica classica, della musica lirica, e con la musica lirica Maria Iottini ha viaggiato tantissimo, vero Maria? Sì, sono stata addirittura a Caracas, sono stata in Danimarca, in Germania, in Svizzera, in Spagna con il Teatro Comunale. Ricordo un particolare che una sera per
debuttare improvvisamente, senza prove di palcoscenico, senza prove coi colleghi, in Butterfly, che avrei dovuto andare a imparare, a provare in Danimarca. Comunque mi trovavo a München, dove avevo fatto una registrazione alla RAI, mi chiamarono improvvisamente, io non voglio perdere l'occasione di dimostrare a me stessa quello che per l'entusiasmo della musica sarei riuscita a fare. E quindi affrontai il pubblico tedesco cantando in italiano, neanche il suggeritore mi aiutava, poiché a un certo momento anche lui non riusciva a trovare le parole. Mi ricordo solo che il duetto del primo atto con il tenore, io lo cantai anche la parte del tenore, il quale a un certo momento, per farmi smettere di cantare, mi stringeva appassionatamente, però alla fine, l'ultimo acuto, mi divincolai da lui e misi il famoso do di petto. Lui, per farmi smettere, mi baciò appassionatamente e fu una scena piena di entusiasmo e d'amore. Senti, ma era bello questo tenore? Ma in quel momento non ero in grado di giudicare la bellezza dell'uomo, so soltanto che ho avuto un'ovazione di applausi da parte del pubblico, e questo mi ha riempito tanto di gioia per questa grande prova di volontà e di tenacia che ho dato a me stessa. Maria Iottini canterà con Maria Luisa Dell'Amore una romantica canzone, Autunno. Vorrei chiedere una cosa a Maria Iottini. Senti Maria, che effetto ti fa riascoltando la tua vocetta, quella di cui dicevamo prima, nei vecchi dischi a 78 giri?
L'effetto è meraviglioso. Ogni disco mi riporta un pezzetto di me stessa della mia giovinezza ed è meraviglioso poiché io rivedo il viso bonario del maestro Barzizza, vedo l'espressione trasognata del maestro Angelini, vedo l'espressione qualche volta anche un po' aggressiva parlando sul piano musicale del caro maestro Petralia, e per me sono tutte persone molto care che rappresentano una pennellata di musica leggera che rimane nel mio cuore con tanta nostalgia. Quindi potremmo dire Maria Iottini, ovvero musica leggera, primo amore. Sì, veramente, anzi ci ritornerei molto volentieri a questo mondo. Quando scoppia il temporale ed il fremito ti assale, cerca il riparo accanto a me. Fiorirà l'arcobaleno, fiorirà sul ciel sereno, Riderà l'azzurro intorno a te. è nuvoloso il cielo, ma io non ho paura, sono con te sicura che c'è il sole nel tuo cuore. Il sole nel mio cuore, da quando c'è l'amore, non aver timore, sei con me mio bel tesoro. Stai il lampo, Non c'è scampo, tienti stretta più vicino a me. se rompa il suono, Io ci sono, cara, son qui con te. è nuvoloso il cielo, Ma non aver paura, serrati a me sicura che c'è il sole nel mio cuore. Perché tremi o mia piccina, non temere a me vicina, ogni temporal dileguerà. e dal vento dell'amore ogni nuvola dal cuore Nell'azzurro immenso svanirà. È nuvoloso il cielo, ma io non ho paura, sono con te sicura che c'è il sole nel tuo cuore. Il sole nel mio cuore, da quando c'è l'amore, non aver timore, sei con me mio bel tesoro. Stai il lampo, Non c'è scampo, tienti stretta più vicino a me. se rompa il suono, Io ci sono, cara, son qui con te. è nuvoloso il cielo, Ma non aver paura, serrati a me sicura che c'è il sole nel mio cuore. Il sereno ha squarciato delle nubi il vel. e son fuggite, son sparite le nuvole dal cielo, Si è rischiarato il cielo, è tutto azzurro intorno, per un radioso giorno brilla il sole nel tuo cuore. Ed ora la domanda di Pragmatica a una cantante. Un aneddoto. Durante la tua lunga professione all'EIAR, ti sarà capitato certamente qualche fatto curioso da raccontarci adesso. Un fatto curioso era l'invasione delle lettere che venivano da molti ammiratori. Uno in particolar modo da Bari mi prometteva di mandarmi una cassetta di ostriche. Naturalmente da Bari a Torino il tragitto era molto lungo e a me non è che piacessero molto le ostriche. Io l'ho ringraziato con parole carine e lui si è molto offeso. Anche perché io credo che se ti mandava le ostriche facevamo prima a camminare a piedi, no? Sì,
davvero. Un altro addirittura è venuto dalla Sicilia con un gran mantello e con un mazzo di fiori alla mia porta, convinto di potermi sedurre. Particolarmente mi ha sempre fatto piacere l'ammirazione che mi veniva dai bambini che mi scrivevano e che chiedevano fotografie, mi mandavano regalini e tante belle cose. Perché la tua voce, a pensarci bene, sembra proprio fatta apposta per piacere ai bambini, oltre che ai grandi, vero? Sì, perché naturalmente poi con quel famoso Maramao perché sei morto che avevo inciso con le carissime amiche, le sorelle Lescano, naturalmente ha fatto epoca. Qualche volta sento che ogni tanto tu lo trasmetti ancora. canticchiando tu per tu, mentre i piedi van su e giù. Chi non ha danzato mai dirà chissà perché si fa così, ma saperlo potrà se vorrà prova. Non pensiamo che a danzare e la noia far passare, divertirsi sempre più si sa, così vuol la gioventù. Certo in fondo alla questione però c'è il ma che già si sa cos'è, e se ti può capitare di doverci innamorare, benvenuto sia per noi l'amore. Canticchiando tu per tu, mentre i piedi van su e giù. Chi non ha danzato mai dirà chissà perché si fa così, ma saperlo potrà se vorrà prova. Non pensiamo che a danzare e la noia far passare, divertirsi sempre più si sa, così vuol la gioventù. Certo in fondo alla questione però c'è il ma che già si sa cos'è, e se ti può capitare di doverci innamorare, benvenuto sia per noi l'amore. E siamo ai saluti, siamo contenti, io veramente in maniera particolare, perché tu dici io trasmettevo e trasmetto i tuoi dischi, ma credi Maria, trasmetto i tuoi dischi con ammirazione perché sono dischi professionalmente perfetti, quindi sai io sono un professionista, quindi per me il dilettantismo non va, e te e i tuoi cantanti, i tuoi colleghi cantanti di quell'epoca lì eravate tutti dei seri professionisti, da quando vinceste il concorso all'EIAR e per tutti gli anni che avete militato nel mondo della canzone avete lavorato bene, quindi è giusto che io i tuoi dischi li apprezzi e continuerò a metterli, tutti quelli che potrò trovare. Cosa vuoi dire agli ascoltatori per salutarli? Grazie, spero di essere ricordata qualche volta da qualcuno di voi. Tante cose care a tutti e auguri di infinita felicità. Allora Maria Iottini, alias Violetta, alias Madame Butterfly, alias Cioscio San, alias Scala di Seta, eccetera,
dice a tutti voi arrivederci. Come se fossi un gran signore, tutto quel che mi frulla per la testa, se risolver di consolarmi saprà l'amor mio che mi dirà. Ho l'età che non ha né tristezze né pensieri, ho l'età che non sa cosa sia domani o ieri. Credo ancora nell'amore quando ed è felice il cuore, tutto ciò che non ho se ci sia neppur lo so, ho l'età